di Peschiera del Garda muore dopo essere precipitato per quasi 300 metri. Era in compagnia di alcuni amici sul Monte Cristallo a Cortina, è stato l'ultimo a partire. Atterrato a Roma Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano costretto a passare quasi un anno in Sudan. È finito un incubo, ora sono a casa. Le prime parole in tarda serata, previsto l'arrivo a Venezia. Dal patriarca agli imprenditori fino alla politica, le parole di gioia per il ritorno di Marco dal Sudan. Gli amici che lo hanno sempre sostenuti, pronti a fare la festa per lui. Vasto incendio sopra Schio, dalla notte in fiamme centinaia di metri quadrati di area boschiva, operazioni di spegnimento in corso, non è esclusa l'azione dolosa. I carabinieri hanno individuato banditi che lo scorso agosto ad Altivole entrarono nell'abitazione di due anziani sorpresi nel sonno, minacciati con i coltelli incastrati dall'auto e dalle tracce analizzate dal RIS. Furbetti del caro carburante, a Montecchio Maggiore il gestore di un distributore vendeva il gasolio a prezzo gonfiato, maxi multa e rischio denuncia. È ufficiale, la donata triveneta degli alpini dopo lo slittamento per il Covid si farà a inizio luglio ad Asiago. La città si prepara all'evento, Media Nord-Est ci sarà come sempre per raccontare. Ben ritrovate l'informazione veneta dal nostro territorio. In apertura la morte di un giovanissimo residente a Peschiera del Garda, è precipitato nel vuoto per oltre 300 metri, stava salendo sul Cristallo, era stato l'ultimo a partire in comitiva con altri 4 amici. Tragedia sul Cristallo. A perdere la vita è stato Moussad Paikal, 22enne di nazionalità marocchina, residente a Peschiera del Garda, che è precipitato per oltre 300 metri. A lanciare l'allarme attorno alle 13, 4 amici che si trovavano un centinaio di metri più a monte. I 4 erano partiti per primi, ma avevano sbagliato itinerario percorrendo una cengia senza uscita. Prima avevano cercato di salire, fermandosi a 2900 metri di quota, quindi avevano iniziato a calarsi. Il quinto alpinista, che era partito più tardi, li stava seguendo rimanendo in costante contatto telefonico. Il giovane si era fermato ad aspettarli, ma improvvisamente sarebbe scivolato nel vuoto senza più rispondere. Dopo aver sorvolato l'area e aver individuato il corpo, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è volato a imbarcare 2 volontari e un terzo soccorritore. L'eliambulanza è poi salita a recuperare i 4 amici e una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata imbarellata e portata a valle adoperando un berricello di 20 metri. Marco Zennaro è tornato in Italia, è arrivato a Roma e poi in tarda serata arriverà a Venezia. Le prime parole ha detto: è finito un incubo. L'incubo di Marco Zennaro è terminato dopo un'odissea giudiziaria in Sudan durata quasi un anno e iniziata con 75 giorni di reclusione, prima in commissariato, poi in carcere. L'atterraggio a Fiumicino dell'imprenditore veneziano era stato annunciato poco prima dal padre Cristiano. Dopo 361 giorni finalmente l'incubo è finito. Ringrazio mio figlio per essere sopravvissuto a quei 75 terribili ed infernali giorni di detenzione. È stato liberato e Marco Zennaro è qua con noi. Bentornato Marco! Il saluto dello Stadio Olimpico di Roma con Marco in campo poco prima della partita di rugby Italia-Scozia è stato il primo benvenuto dell'Italia. Per lui, grande appassionato, la federazione nazionale si era spesa tantissimo, a partire dal presidente Marzio Innocenti. Fine partita gioiremo di più, certo, sicuro. Bravo, ancora, Crediamoci, bisogna crederci. Come ci hai creduto? Io ho sempre detto tieni duro e credi, sei arrivato, esatto. Non mi sembra vero. Bisogna crederci. Grazie al rugby italiano e a Marzio perché è una persona squisita. Marco arriverà a Venezia con un treno che fermerà alla stazione ferroviaria di Santa Lucia alle 23:30. Un'altra iniziativa di festeggiamenti è prevista domani pomeriggio in Campo San Bortolo, nel cuore della sua Venezia, una città che non l'ha mai lasciato in questa lunga battaglia. Mi auguro che la Farnesina abbia ora il pudore di non rilasciare retorici comunicati, perché se Marco è uscito da quell'inferno lo deve solo ed esclusivamente a se stesso. Marco si è dissociato dalle affermazioni del padre, sostenendo di non essersi sentito abbandonato dalle istituzioni, che si sono dovute muovere in un contesto difficile sotto ogni punto di vista, come quello del Sudan, un contesto aggravato oltretutto da un colpo di Stato durante la sua detenzione. Una detenzione legata ad una vicenda complessa, assolto in 3 procedimenti penali. Marco avrebbe ancora pendente l'appello di una causa civile, nella quale alcuni suoi clienti in Sudan l'avrebbero accusato di aver consegnato
sottolineato una partita difettosa di trasformatori. Zennaro ha potuto lasciare il paese dietro il pagamento di 200.000 euro, versati grazie ad una raccolta fondi lanciata da Unioncamere. Per tutta la durata della sua detenzione la sua città, Venezia, non l'ha mai lasciato. Dai cori agli striscioni tutta la comunità si è stretta attorno a lui. Sembrava che questo momento non volesse mai arrivare. Ci abbiamo creduto, abbiamo lottato e Marco, sei stato un grande a resistere. Bentornato amico mio, non vedo l'ora di riabbracciarti. Per tutta la durata della sua odissea giudiziaria in Sudan, Venezia e i veneziani non hanno mai lasciato Marco Zennaro. Un sostegno che non si è solo manifestato con gli striscioni che hanno campeggiato in tutta la città, ma anche con numerosissime iniziative di solidarietà e sensibilizzazione. Abbiamo cercato come società sportive di fare tutto quello che potevamo, insomma siamo partiti fin dall'inizio, abbiamo fatto grandi striscioni, abbiamo cercato di sensibilizzare la città, abbiamo fatto subito una grande vogata in Canal Grande e in bacino che ha raggruppato le lemiere e tutti i nostri atleti e già quello è stato un segnale importante. Poi abbiamo sempre tenuto una certa pressione, limitatamente alle possibilità, e fino ad arrivare all'ultima staffetta lemiere che ha coinvolto gran parte del mondo sportivo veneziano con rappresentanze abbastanza qualificate. Noi come Proloco di Lilla Palestrina abbiamo sempre fatto informazione, abbiamo cercato di tenere alta l'attenzione sulla vicenda di Marco, che è una vicenda assurda che per fortuna oggi vede il suo epilogo. Il Lido, Marco ti sta aspettando sicuramente, ti lasciamo tranquillo, ti lasciamo godere dei tuoi affetti, ma appena sarà possibile faremo una festa qua al Lido apposta per te. Ciao Marco, sono Cristiano Capponi dell'associazione Gruppo Bevanda Malamocco e a nome di tutti i soci volevamo dirti che siamo molto contenti di questa bellissima notizia e ti invitiamo il prossimo agosto alla nostra scampata per festeggiare tutti assieme il tuo ritorno. E poi c'è la politica che così ha accolto il rientro in Italia di Marco. 1100 anni di storia. Oggi fa ritorno a casa un grande veneto, una persona che ha dimostrato di avere la schiena dritta, difendendosi come un leone. Il presidente della regione Zaia è stato tra i primi ad esprimere soddisfazione per il ritorno in Italia dell'imprenditore veneziano Marco Zennaro. Una notizia bellissima, conclusione di un incubo in Sudan lungo 361 giorni. Anche i consiglieri regionali del Partito Democratico Veneto hanno salutato il ritorno a casa di Marco come un giorno di festa. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha ricordato come in questi mesi tutta la città si sia mobilitata con manifestazioni e attività di sensibilizzazione per la liberazione di Marco. Da ultimo sia stata fondamentale la generosità della raccolta fondi, poi gestita in Sudan dalle strutture del Ministero e dell'ambasciata italiana. Il sindaco di Venezia aveva deciso e noi avevamo deliberato l'ok in giunta che il suo stipendio, 50.000 euro il suo stipendio, perché il sindaco di Venezia rinuncia da quando è diventato sindaco dal 2015 sempre il suo stipendio, di destinarlo a questa operazione di salvataggio della vita di Marco Zennaro. Il primo saluto del comune a Marco Zennaro è stato portato dal vice sindaco Andrea Tomaello e dalla presidente del Consiglio Ermelinda Damiano allo Stadio Olimpico di Roma. I presidenti di Unioncamere Veneto Mario Pozza, di Confindustria Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese e della Fondazione di Venezia Michele Bugliesi si sono detti felici per la liberazione di Marco Zennaro, ringraziando tra gli altri il Ministero degli Esteri e i funzionari che si sono battuti per la soluzione del caso. Sappiamo che per Marco saranno giorni di grandissima gioia questi e ci associamo a lui e non vediamo l'ora di poterlo riabbracciare. Questo tessuto di imprese che cresce ha dimostrato solidarietà anche in questa vicenda e questa per noi è un motivo di grandissimo orgoglio. Più in generale, per questo risultato si è mobilitato accanto ai cittadini l'intero sistema veneziano, tra cui ancora Patriarcato, Confesercenti, Confcommercio, CNA, Consorzio Veneto Garanzie, Cofidi Veneziano, Fidi Nord-Est, Coldiretti, Confartigianato e l'Associazione Piazza San Marco. A Padova è partita la raccolta di farmaci da portare in Ucraina, aperta dunque la sede del comitato provinciale, ma i volontari lanciano un appello a non sprecare energie e risorse, ma ad affidarsi ad organizzazioni come la Croce Rossa che sono specializzate in crisi umanitarie. Il lavoro è incessante nella sede del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Padova, dove come ogni giorno, tranne la domenica, è aperto l'ambulatorio solidale.
Qui, come nelle sedi di Piove di Sacco, Tre Baseleghe, Noventa Padovana e Cittadella, si parte con la raccolta di farmaci da inviare in Ucraina, dove passano solo i convogli della Croce Rossa o negli stati di confine del martoriato paese. Ma cosa serve? Antibiotici, antidolorifici, antibiotici a largo spettro, come anche oftalmici, antidolorifici, antifebbrili. Ecco, questi sono i farmaci che ci chiedono. Raccogliamo anche dei presidi, perché per esempio adesso avremo una donazione di traversine per i letti e dei pannoloni, quindi anche questo per le persone anziane o delle traversine per i letti e anche per i bambini. Farmaci che devono essere in confezioni integre e con una scadenza non inferiore ai 6 mesi specifica. Farmaci che vengono classificati. Ogni scatoletta deve essere integra e una scadenza non inferiore ai 6 mesi. Come vedete, questi farmaci vengono suddivisi tutti per principio attivo, vengono caricati al computer e poi vengono fatte delle packing list che vanno ad ogni scatolone attaccate, quindi poi messi nei pallet e trasferiti che prendono la loro strada. Un lavoro di squadra e mirato a seconda delle esigenze. La solidarietà non deve andare sprecata, ricordano i volontari. Nella mia esperienza abbiamo avuto campi profughi anche all'epoca del Kosovo, anche per 5-6 anni, quindi il percorso è molto difficile e molto lungo. Noi cerchiamo di dare il massimo come ambulatorio, come diamo alle persone anche dove devono andare. La cronaca, andiamo a Schio, Monte Brasome, c'è stato un vasto incendio nella notte sul tretto, centinaia di metri quadrati di bosco in fiamme, non si esclude il dolo, le immagini. Continuano senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio con un fronte di diverse centinaia di metri caratterizzato da più focolai che sta interessando dalla notte scorsa un'ampia zona boschiva sopra Schio sul Monte Brasome in Contralba. Dopo l'allarme lanciato attorno alle 22, i vigili del fuoco del locale di staccamento hanno effettuato un monitoraggio per escludere che le fiamme potessero estendersi a strutture rurali. Questa mattina sono iniziate le operazioni di spegnimento con la presenza di 2 elicotteri regionali che pescano nei vasconi riforniti dalle autobotti presenti sul posto con i pompieri di Schio e Vicenza, i volontari di Tiene e le squadre di protezione civile dell'antincendio regionale. Non si esclude la natura dolosa dell'incendio e a tal proposito il primo cittadino di Schio, Walter Orsi, ha lanciato l'appello ai cittadini a segnalare alle forze dell'ordine chiunque abbia notato qualcosa utile ad individuare un eventuale responsabile. Il propagarsi delle fiamme in un'unica direzione, ha spiegato il sindaco sul posto per monitorare l'evolvere della situazione, avrebbe rappresentato garanzia di fuga e di salvezza per la fauna locale. Intanto le operazioni di spegnimento si stanno concentrando sul fronte destro. Andiamo nella Marca trevigiana, al Tivole, 3 ordinanze di custodia cautelare, una denuncia. I carabinieri hanno individuato i presunti autori della rapina ai danni di una coppia di anziani che sono stati sorpresi nella notte nella loro abitazione. Tra questi c'è anche un italiano. La sera del 9 agosto ad Altivole, armati di 2 coltelli e con il volto travisato, erano entrati in casa di una coppia di 81enni, Giuseppe e Dina Dalbello, terrorizzandoli e portando via loro i risparmi, 4.000 euro che tenevano in camera da letto. I carabinieri della compagnia di Castelfranco, con l'ausilio tecnico del RIS di Parma, sono arrivati a individuare e catturare i presunti autori della rapina, una banda di trasfertisti albanesi imbeccati da un basista trevigiano, un 40enne residente nella Castellana che conosceva da vicino la famiglia. 3 le custodie cautelari emessi dal GIP per rapina aggravata in abitazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il trevigiano è stato arrestato, mentre uno degli albanesi è stato raggiunto dal provvedimento nel carcere di Vasto, in provincia di Chieti, dove è attualmente detenuto per ricettazione. Un altro albanese risulta irreperibile, un quarto è al momento solamente denunciato. Il rinvenimento dell'autovettura con tal albanese è stato fondamentale per indirizzare fin da subito le indagini. Quindi grazie a un tempestivo intervento di varie pattuglie che stavano operando nel territorio è stato possibile ritrovare l'autovettura e da lì
valorizzare quelli che sono stati gli elementi rinvenuti all'interno, che poi hanno portato all'identificazione degli autori. È stato tracciando il percorso compiuto dalla Mercedes classe E che gli investigatori hanno scoperto che la banda era partita al mattino da Caserta, raggiungendo la provincia di Padova, dove, come si vede nel video, aveva acquistato arnesi e indumenti utilizzati nella serata per compiere l'irruzione nella casa di Via Piave, dove sono andati a colpo sicuro grazie alle informazioni del basista, che avrebbe agito perché indebitato. Essendo entrato in rapporto di conoscenza con persone vicine alle vittime, aveva avuto modo di accertare la disponibilità del denaro che poi è stato sottratto. Denaro che poi i 4 si sarebbero spartiti. L'episodio aveva destato grande impressione non solo nella comunità di Altivole. La risposta delle forze dell'ordine è prontamente arrivata. Essere aggrediti all'interno delle mura domestiche rientra tra i casi che danno più preoccupazione. Proprio per questo l'impegno dei carabinieri della provincia di Treviso è massimo in questo senso, in questo settore particolare anche delle indagini. Gasolio a prezzo gonfiato. Andiamo a Montecchio Maggiore, nel Vicentino. Faceva pagare il gasolio ad un prezzo superiore rispetto a quello esposto, da 2,509 a 2,749 euro al litro, danneggiando così automobilisti distratti, approfittando della loro buona fede. Il gestore 39enne di un distributore di carburante a Montecchio Maggiore, già noto alle forze dell'ordine per precedenti irregolarità, è stato sanzionato ai sensi del codice di tutela dei consumatori. Dovrà pagare 1.032 euro, ma l'importo potrebbe lievitare fino ai 25.000 euro a discrezione dell'autorità competente. La Polizia Locale dei Castelli sta inoltre verificando l'eventuale ipotesi di violazione per tentata truffa. In questo particolare momento la nostra attività è anche rivolta alla verifica e al contrasto anche di quei comportamenti irregolari a danno dei consumatori. Come sempre è indispensabile e molto importante la collaborazione dei cittadini nel segnalare alla Polizia Locale questi comportamenti. L'invito rivolto ai cittadini resta quello a segnalare alla Polizia Locale abusi o situazioni poco chiare. Andiamo in pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo dal Padovano. 3 Baseleghe, la giunta comunale e il sindaco Antonella Zoggia insieme ai cittadini hanno inaugurato la nuova palestra che serve la zona di Fossalta. È davvero un giorno felice perché finalmente vediamo realizzata quest'opera che è la palestra delle scuole di Fossalta di Tre Baseleghe, ma è anche una palestra che incentiva lo sport, l'attività sportiva e ricreativa di tutto il nostro comune. È soddisfatta Antonella Zoggia, sindaco di Tre Baseleghe. Con la palestra di Fossalta si realizza un'opera che l'amministrazione ha perseguito da tempo per dare risposta alle esigenze della scuola primaria e delle associazioni sportive del territorio. La struttura aveva bisogno di una profonda ristrutturazione. I costi previsti del progetto sono risultati da subito molto alti, circa 850.000 euro. Grazie anche al contributo di 550.000 euro di privati e della regione, il progetto si è potuto realizzare. Cittadini, disabili e associazioni che si occupano di sport paralimpici ora avranno modo di praticare lo sport in un ambiente nuovo e sicuro. Questa palestra è pensata sia per l'uso scolastico ma poi anche per tutte le associazioni sportive che ci sono nel territorio e anche nei dintorni. Inoltre è una palestra che è stata pensata anche per atleti disabili. Questa palestra servirà innanzitutto alle scuole, visto che è comunque la palestra scolastica, ma servirà anche a tutte le associazioni sportive che hanno bisogno di strutture per potersi allenare. Visto che le associazioni sportive nel nostro comune sono veramente numerose, abbiamo già praticamente tutti gli orari coperti in questa palestra e siamo molto contenti di questo. Significa che lo sport sta continuando ad esserci. Opere pubbliche come questa palestra daranno ulteriori opportunità ai talenti sportivi di chi vive nel territorio. Sicuramente è una cosa che può aiutare tantissime le persone, perché qua si fa aggregazione, si fa amicizia, ci si diverte e ci si allena, si prepara per una vita migliore, insomma. È ufficiale la donata triveneta degli alpini, questa volta dopo 2 anni di rinvii sarà ad Asiago.
ufficiale, la Dunata Triveneta degli Alpini, per 2 volte rinviata a causa della pandemia, si terrà ad Asiago dall'8 al 10 di luglio. Una notizia che le penne nere del Triveneto, e non solo, aspettavano da tanto tempo. Un punto di svolta dopo tutti questi mesi di emergenza, difficoltà e lutti che hanno visto proprio gli alpini in prima linea per portare aiuto e sollievo a chi era in difficoltà. Le aspettative sono importanti proprio perché quella di Asiago sarà la dunata della rinascita delle penne nere del nord-est dopo l'ultimo appuntamento di Tolmezzo nel 2019. Ci aspettiamo numerosi alpini e anche sicuramente ci saranno, possiamo dire, tante persone che verranno a vedere questa cosa, perché penso che sarà una cerimonia di questo Triveneto, raduno del terzo raggruppamento, molto importante sia per gli alpini e anche non alpini. Il programma, in via di definizione da parte dei vertici della sezione Monte Ortigara, prevede l'avvio delle celebrazioni già ad aprile e maggio. Venerdì 8 luglio si terrà invece l'inaugurazione della nuova ala del Museo della Grande Guerra di Canove di Roana, seguita da un tributo al Sacrario dell'Aiten con la messa officiata del cardinale Pietro Parolin. Il giorno successivo sarà dedicato al pellegrinaggio alla colonna mozza dell'Ortigara, calvario degli alpini nel Carnaio della Grande Guerra e luogo deputato per la prima adunata del 1920. Infine, domenica, spazio allo sfilamento con decine di migliaia di alpini che saranno accolti, come sempre, dal calore della gente dall'altopiano. Ci sarà la Dunata Nazionale di Rimini, prima sarà l'occasione un po' per radunarsi, per fare un po' quadrato attorno a questa iniziativa difficilmente ripetibile in tempi brevi poi ad Asiago. Sì, esattamente, speriamo che questa Dunata a Rimini si ricomincia a ripartire con tutte le nostre varie cerimonie e aspettiamo tutti i nostri alpini che vadano a Rimini per questa occasione così importante dopo 2 anni di pandemia. Un appuntamento di grande importanza che il gruppo Media Nord-Est porterà nelle vostre case con 3 giorni di dirette e approfondimenti, per ricominciare proprio da lì dove ci eravamo fermati, con quel fiume di penne nere che attraversa la storia, le città e il cuore dei Veneti. Con queste belle immagini noi ci fermiamo, c'è il tempo per uno sguardo alle previsioni del tempo, dopo di noi TG Venezia. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Benvenuti al Meteo. Il tempo si mantiene buono sul nostro territorio, ma ancora con venti freddi dall'Europa dell'Est. Vediamo il dettaglio di domenica 13 marzo. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole, non sono attese piogge e il cielo si presenterà sereno e limpido, con ottima visibilità in montagna, qualche addensamento in pianura. Temperature minime in ulteriore lieve calo, con valori sotto zero praticamente dappertutto, massime stazionarie tra 8 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà limpido con qualche nuvola, ma insomma sarà comunque ampiamente soleggiato. Temperature minime sotto zero, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo lo stesso contesto, dunque poche novità. Ampiamente soleggiato, qualche annuvolamento, ma nessuna conseguenza. Temperature minime intorno allo 0, i 2 gradi, massime sui 10-12 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo.